Tragedia della strada. Il dramma si consuma stamattina lungo la provinciale 22 nel tratto che interrompe la ciclabile che da Montebello Vicentino collega il comune di Gambellara. Non c'è stato nulla da fare per il ciclista, 71enne di Chiampo, deceduto a seguito dell'impatto con un'auto. Sul posto, oltre ai sanitari del SUAM, sono intervenuti gli agenti della polizia locale da Arzignano per i rilievi e per ricostruire l'accaduto. La dinamica dell'incidente è ancora tutta da chiarire. Ad esprimere il cordoglio il sindaco di Gambellara. Intanto molte condoglianze alla famiglia di questo sfortunato signore e vedremo un attimino di capire meglio le dinamiche e eventualmente di implementare la segnaletica in modo che fatti del genere non possano più succedere. Pista ciclabile che corre lungo l'Argine, che è molto frequentata da pedoni e ciclisti. Abbastanza frequentata, viene giù gente da Arzignano, da Valdagno, a un certo punto qui si interrompe. Questa è molto frequentata in bici e anche a piedi e collega dalla zona Sarmazza, va fino a Montebello al paese. Qui si allenava anche Rebellin. Adesso a dirle i giorni precisi non glielo so dire, però erano i suoi colli.